Eccoci qua, stiamo parlando di truffe agli anziani, raggiri di vario tipo, telefonici, fisici, suonando alla porta senza essere stati preannunciati, avere un appuntamento fissato, controllare chi fissa l'appuntamento, raggiri che avvengono via mail, con delle mail che vengono inviate che poi portano dei virus, quindi in tutti i modi possibili. Incremento rilevantissimo nel nostro territorio regionale con delle province che hanno dei picchi molto importanti, territorio veneziano abbiamo visto più 122, quasi più 123%, ma anche Belluno non è messo assolutamente male, anzi bene. E relativamente a questi furti con destrezza, quali sono questi furti con destrezza a cui gli anziani devono stare molto attenti? Quelli che subiscono per strada, no? Sì, soprattutto quelli. Qua vediamo l'altro grafico per vedere gli incrementi. No? Sì, sono quelli che per esempio in prossimità di quando gli anziani vanno in posta a ritirare la pensione, no, per strada, mi si avvicina delle persone. È successo molte volte, dicendo lei è appena stato in posta a ritirare la pensione. La scorto a casa. No, guardi, c'è stato un equivoco, mi deve far controllare le banconote, io sono delle poste. Veramente mettono, come dire, in difficoltà, in imbarazzo la persona e questi gli danno le banconote e poi si ritrovano banconote false a casa, insomma, no? Oppure per strada improvvisamente gli si avvicina, lei è la nonna di Tizio, di Caio, ha avuto un incidente. Creando sempre quell'emotività che impedisce di essere lucidi, di reagire con freddezza e con distacco, cioè giocano sull'elemento emotivo, suo figlio, sua figlia, invece non è vero niente. Approfittano proprio degli affetti, no? Delle persone. E quindi qual è il nonno, la nonna o la madre, il padre, insomma, che non si preoccupa del proprio figlio o della propria figlia se gli viene detto ha avuto un incidente, l'assicurazione non funziona e quindi mi ha pregato di correre da lei per farmi dare dei soldi, ma sappiamo, insomma, l'abbiamo letto sui giornali, l'abbiamo visto in TV, di situazioni veramente che hanno degli incredibili anziani che sono andati a ritirare in banca in fretta e furia migliaia e migliaia di euro, no, da consegnare a questi malfattori. La cosa è sconvolgente. Ecco, c'era un messaggio che era arrivato prima che diceva fate bene a parlare di queste truffe, bisognerebbe fare pubblicità progresso, no? Quindi diciamo così, gli spot pubblicità progresso per mettere allerta. Poi c'è l'altro caso molto frequente delle truffe organizzatissime di sedicenti donne che si fingono poi prima aiutanti, badanti, che dir si voglia, poi grandemente innamorate degli uomini e in realtà sono delle agenzie organizzatissime per truffare questi anziani e portar loro via tutto. E questa è un'altra cosa che sta dilagando alle spalle di persone che poi non sono neanche particolarmente, tra virgolette, anziani, sono persone che magari sono pensionati, sono benestanti, hanno una casa in proprietà, hanno qualche bene, e loro sono informati di tutto perché entrano a contatto con i dati più sensibili della persona, quindi li seguono, pedinano la persona giusta per avvicinarla, irretirla, farla innamorare e poi svuotarle tutto. E qua c'entra la solitudine, no? La persona sola, anche benestante, appunto. Si fida a un certo punto. Perché si pensa, no, quando si ha una certa età che è finito tutto, che magari non si sono avuti figli, non c'è più una famiglia alle spalle e quindi sentirsi, come dire, sedotti, non so, in qualche modo, no? Da persone più giovani. Gratifica il proprio ego. Sì, beh, certo, ma io credo anche che perché colma dei vuoti, no? Esistenziali in qualche modo. E quindi ci si affida. Nonostante, e anche lì abbiamo segnalazioni di vario genere, ci siano magari figli vicini che dicono no, stai lontano, guarda che questa è una persona che ti vuole truffare, però non si vuol credere che tu non vuoi la mia felicità. In realtà non è che non voglia la felicità, magari chi vede con distacco la cosa si rende conto di qualcosa che non torna. No? Sì, poi ci sono anche gli anziani che non vogliono pesare sui figli.
e quindi vogliono arrangiarsi magari attraverso Gestire queste figure, no? Autonomamente. E però cadono nella rete sempre di queste persone che ne queste fanno parte approfittano. delle truffe, sempre truffe che vengono organizzate in modo anche qui molto attento, molto professionale da parte di queste persone. Quindi grande attenzione, è che è difficile immaginare tutto. Vediamo se riusciamo a recuperare noi il collegamento, ma non mi danno segni dalla regia. No, non c'è ancora, peccato. Sì, ma magari perché... lo faremo la prossima volta, quando saremo più tranquilli, lo faremo anche vedere fisicamente, venire fisicamente in studio, ma mi sa che anche era impegnato abbastanza, perché è un periodo, tra le altre cose, sotto le festività, particolarmente caldo per la polizia, e quindi è anche difficile potersi mobilitare, seguirci eccetera. Però il materiale che ci è stato girato ci fa vedere delle situazioni veramente inquietanti, a dir poco. Voi, ecco, avete avuto altre, sempre truffe agli anziani, abbiamo un altro grafico sempre che ci indica la diffusione di questo fenomeno. Leggiamo il messaggio che è arrivato: gli anziani abituati a vivere in epoche dove non esisteva questa cattiveria. Ma anche questo è un dato di fatto, è vero, non riescono a raccapacitarsi certe persone, che in realtà il mondo cambia alla velocità della luce, e soprattutto anche in questo periodo particolare c'è chi ne trae il giovamento proprio da una situazione di grande disagio diffuso, e se è nato e vissuto in un periodo precedente non si raccapacita che le cose siano cambiate e che il mondo, le persone si siano anche così incattivite, cioè siano anche più crudeli a volte. Abbiamo visto il caso il famoso calciatore, la famiglia al funerale, vanno a casa a rubare, insomma siamo al paradosso dell'ignominia, però ma di fatto. Se ci ricordiamo, proprio all'inizio del lockdown a marzo, noi anche abbiamo denunciato il fatto che andavano a suonare i campanelli agli anziani soli, molte persone spacciandosi per infermieri che andavano a fare il tampone. Cosa non vera, cosa non vera. Quindi in quella situazione adesso diranno che eravamo assolutamente sprovveduti, no? Perché c'era capitato addosso una cosa che non conoscevamo, non conosceva nessuno, insomma. Anche lì hanno tratto, adesso speriamo che non lo facciano col vaccino, mamma mia. Quindi che spieghino bene le modalità con cui... Rispetto a ogni novità, questi la studiano a tavolino al momento, la prevedono. Abbiamo forse il collegamento con Fabio Malaspina. Con noi, segretario? Sì. Benissimo, ci dica allora cosa fare, cosa sta succedendo e altri casi pratici se li ha sotto mano. Ma guardi, grandi novità rispetto a quelle che le ho detto prima non ci sono, nel senso che il falso qualunque cosa funziona benissimo, quindi dal falso fiorista addirittura al falso prete per le benedizioni. Oggi purtroppo in maniera veramente... Anche il falso prete per le benedizioni? Sì, ci sono stati anche questi, assolutamente. Oppure oggi purtroppo i falsi infermieri o comunque operatori sanitari per il tampone, ma l'ho appena sentito dire da voi, quindi non lo ripeto. Abbiamo casi di falsi pompieri, di falsi agenti di polizia o carabinieri, questo ormai è risaputo. Ho sentito prima, avete ricordato tutta la casistica legata al ritiro della pensione piuttosto che il prelievo di denaro al bancomat. Questi sicuramente sono sempre tra i più gettonati, diciamo così, perché poi sembra incredibile e come avete detto voi, questo non è che avviene sempre ed esclusivamente con persone anziane di elevata età, a volte anche gente ben più giovane, insomma. Se posso, anche perché questo collegamento sta riuscendo veramente difficoltoso, volevo dare un'indicazione che da questo punto di vista è un po' più, come dire, legata alla professione, ovvero l'importanza estrema di fare le denunce, di fare le segnalazioni, anche nell'ipotesi, lo so, che statisticamente chi denuncia poi magari non ne ricava nessun tipo di sollievo, di ritorno, e questo è indubbio. Però informare le forze di polizia, fare la denuncia è fondamentale, perché oggi molto più e molto meglio di 10 anni o addirittura 20 anni fa
ci sono sistemi informatici di raccolta dati, per cui si sta sviluppando sempre più l'aspetto della previsione, cioè sistemi previsionali per andare a individuare le zone della città, ma proprio anche a livello, vorrei dire, di via, non di quartiere, di via, dove sulla base delle segnalazioni e delle denunce è ipotizzabile che si registrino reati. Questo non è un racconto, tantomeno non è fantascienza, le assicuro, sono cose che si stanno attuando già da alcuni anni e si stanno implementando in tutte le città. Quindi, anche se poi potrò dire come singolo cittadino ho fatto una denuncia 3 anni fa ma non ne ho avuto giustizia, non ho avuto risarcimento e quant'altro, il segnalare è fondamentale perché ci consente di aumentare la capacità non divinatoria ma proprio di studiare il fenomeno. E quei numeri che avete citato prima, tipo il 122% di Venezia, è in parte ovviamente legato al fatto che Venezia è una città turistica per eccellenza. Nel 2019 il turismo c'è stato in buona misura, e rende anche conto che questi dati riguardano le truffe agli anziani, ma ovviamente tra gli anziani dobbiamo mettere anche gli anziani turisti, ecco, quindi in parte si spiegano questi numeri, ma sicuramente la capacità di analizzare il fenomeno da parte delle forze di polizia richiede però la collaborazione da parte dei cittadini. Poi per quanto riguarda il giusto risarcimento e l'ottenimento della giustizia rispetto all'autore del singolo fatto, questo è altro argomento, riguarda più il sistema giustizia, non il sistema prevenzione e repressione dei reati, che è quello proprio nostro delle forze di polizia. Per quanto riguarda, abbiamo accennato il discorso dei furti, anche quelli nelle abitazioni, furti con destrezza, non vengono denunciati tanto, vero? Ma oddio, anche qui sì, noi non conosciamo il numero di quelli che non vengono denunciati e possiamo sicuramente dire una cosa anche qua per invitare le persone, più che per fare l'elenco delle cose giustamente negative che possiamo raccontare. Cioè, negli anni determinati tipi di reati a danno delle persone più anziane hanno subito degli aggravi di pena particolarmente significativi, quindi da questo punto di vista io mi sento, per esempio, un furto in abitazione o un furto con strappo, quindi il furto con strappo è il cosiddetto scippo, l'introduzione in un'abitazione o appunto l'impossessamento della borsa di una signora con forza, quindi con uno strappo che però non diventa una rapina perché non c'è la violenza, quindi è un po' nel tecnicismo, però la reclusione è da 4 a 7 anni, quindi perché al di là del denunciare il fatto, magari ai fini assicurativi, risarcitori, documenti che siamo, ma perché non denunciare il fatto? Sì. Per noi sapere che in una certa zona avvengono un certo numero di episodi, innanzitutto comporta la decisione di aumentare il controllo del territorio, magari per certi periodi e in certe fasce orarie specifiche. Dall'altra, magari si arresta l'autore non dello scippo della signora che ha denunciato, ma magari di una che l'indomani transita in una zona vicina, attigua, e la pattuglia è in quella zona, in quell'orario, perché negli ultimi giorni sono state fatte delle segnalazioni di quel tipo. E allora magari si arresta lo stesso scippatore oppure un altro scippatore, però comunque un malvivente che ha commesso un reato, magari in flagranza, quindi con arresto immediato e con pena che può arrivare rispetto dai 4 ai 7 anni. Ma ci sono altri reati che appunto che in questi anni hanno sicuramente, diciamo, beneficiato. Ecco, segretario, io la interrompo un secondo. Prego. Che magari se possiamo ricollegarci, ci resti collegato con noi perché abbiamo la pubblicità, certo, in realtà qualche minuto, certo, per cui volevo certo, riprenderla subito dopo la pubblicità. Sì. Abbia pazienza, speriamo che il collegamento resista, tra certo, poco anche con voi gli spot.